Partivamo da un 16 scarso che era quello di 5 anni fa, per cui insomma gli Instant Poll ci incoraggiano, adesso vedremo i dati reali. Ovviamente il grande rammarico è legato all'affluenza, un'affluenza che se confermata è al di sotto addirittura del 45% ed è un dato decisamente allarmante per la politica, per la nostra regione. Forse anche la scelta di aver votato il 23 e il 24 novembre, determinata anche da qualche necessità del centrodestra di trovare il candidato, non ha favorito la partecipazione al voto. Insomma, è inverno e sappiamo perfettamente che è più difficile uscire di casa per andare a votare. Questo è un grande rammarico a prescindere da quelli che saranno i risultati. Non è stato un dibattito effervescente, non c'è stato proposte rivoluzionarie, no? Ma è la scelta dei candidati che non va bene, che non piace? No, guarda, io non, guardi, Di Stefani non commento, Di Manildo è stato un processo che il partito ha votato all'unanimità, quindi non è che, non è che c'è un ripensamento su questo, no? Era il candidato migliore in quel momento, appunto, penso che abbia fatto un ottimo lavoro. Attendiamo i numeri veri sapendo che il centro-sinistra non mette il 3 davanti da 4 lustri sostanzialmente, perché sono da 15 anni non ha mai il 3 davanti e insomma dobbiamo tornare a 20 anni fa per un risultato di queste dimensioni. Attendiamo di vedere cosa matura. Anche qui il PD 5 anni fa alle regionali faceva poco più dell'11%, per cui insomma un po' di cautela ancora in queste ore, poi contiamo i numeri veri. Un obiettivo che ci permette di eleggere una rappresentanza adeguata per fare opposizione è un obiettivo che abbiamo raggiunto. Sicuramente speriamo molto migliore di quello delle elezioni passate, dove facciamo 6-7 consiglieri.